formazioni delle squadre, iniziando dagli ospiti. Hockey Breganze 29 Mattia Cocco, 2 Andrea Borgo, 3 Andrea Dalla Valle, 23 Fabio Mavilia, 27 Lucas Martinez, 14 Eloy Mitjans, 9 Samuele Muglia, 10 Bruno Scaria, 4 Guido Scaria e 21 Gerard Tescido. Allenatore il signor Diego Mir. GS Ok Trissino con il numero 54 Adria Catana, con il numero 2 Diego Nicoletti, con il numero 4 il nostro capitano Carlo Bertinato, con il numero 5 Alessandro Faccin, con il numero 9 Giovanni Martini, con il numero 17 Xavi Rubio, con il numero 21 Alberto Greco, con il numero 80 Ferran Formagghe, con il 77 Filippo Schiavo e con il numero 11 Marco Valortigara. Il nostro allenatore, il signor Manuel Barceló Perez. A voi tutti buon divertimento e forza Trissino! Un saluto agli arbitri della partita, i signori Claudio Ferraro e Alfonso Rago, ausiliario. Eccoci di nuovo insieme per iniziare a raccontarvi quello che è il derby numero 62 in Serie A tra il Trissino ed il Breganze, un derby ricco di importanza per il momento che stanno vivendo entrambe le formazioni vicentine, reduci senza ombra di dubbio da un inizio di stagione forse un po' al di sotto di quelle che erano le previsioni, le attese di inizio stagione, e adesso c'è questo derby prenatalizio, chiamiamolo così, per cercare di invertire una tendenza che fino a questo momento è stata, come dicevamo prima, leggermente al di sotto delle aspettative, sia da una parte che dall'altra. Per quello che riguarda il Breganze, scenderà in campo con il portiere Bruno Sgaria, poi abbiamo un quartetto di movimento composto da Cocco, Mitjans, Tescido e Martinez. In panchina con Diego Mir ci sono invece Borgo, Muglia, Dalla Valle, Guido Sgaria e il secondo portiere Fabio Mavilia. Il Trissino invece risponde con Català tra i pali, con Carlo Bertinato e Diego Nicoletti, Xavi Rubio e Ferran Formaggè, quindi subito un quartetto di grande esperienza per mister Barceló Perez. In panchina assieme a lui ci sono invece Faccin, Martini, Greco, Schiavo e Valortigara, quindi subito un quartetto di movimento di esperienza per il Trissino, che si prepara a disputare quella che è una partita casalinga molto intensa, molto difficile, molto complicata contro un Breganze che viene da un momento anch'esso abbastanza complicato, dunque tante le aspettative da una parte e dall'altra. Dicevamo proprio il Breganze fuori casa fino a questo momento ha un bilancio in perfetta parità, 2 vittorie, 2 sconfitte, 2 pareggi,
per quello che riguarda invece il Trissino, lo dicevamo prima con Erika Lucato nel pre-gara, sta facendo la differenza in negativo fino a questo momento proprio il rendimento casalingo, dove fino adesso i ragazzi in blu celeste hanno conquistato una sola vittoria nella prima giornata contro il Viareggio e poi solamente un pareggio col Monza e 3 sconfitte col Sarzana Scandiano e i campioni d'Italia di Lodi. Prova Xavi Rubio subito a tirare verso la porta di Sgaria, viene respinto il tiro, quindi prima opportunità per il Trissino, che dunque vuole cercare di iniziare col piede giusto una partita che da si riprende a giocare con il Breganze che parte da dietro ancora con Martinez. Che occasione per Martinez, ci ha messo un gambale Adrià Català per dire di no alla conclusione del numero 27 rossonero. Il blocco di Cocco su Rubio, da dietro ancora Martinez, si affida a Tescido, c'è Nicoletti su di lui e si sente adesso, sì, si sente parecchio anche il tifo di Breganze. Bene, siamo rientrati in diretta da poco, ci scusiamo per il problema di trasmissione che c'è stato, speriamo non si debba ripetere. Noi intanto vi ricordiamo che siamo giunti al quarto minuto e 30 del primo tempo, Breganze 1, Trissino 0, decide fino a questo momento il gol messo a segno da Martinez dopo 1 minuto e 40 secondi. Cocco, chiedo intanto Lumi alla regia se stiamo trasmettendo, se siamo a posto, sì, perfetto. Andiamo avanti con Cocco, allora
che lascia la pallina ancora per Martinez, un rimpallo che prova a favorire Xavi Rubio, buona la conclusione di Rubio, ha coperto molto bene però il primo palo Bruno Sgaria e ha interrotto quella che poteva essere una opportunità interessante per i trissini in contropiede. Tescido lascia lì la pallina, Mitians, Cocco a far girare la squadra, il numero 29, capitano, ex giocatore di Valdagno. Finta di Martinez per Tescido, c'è Formagé su di lui, Bertinato in pressione piuttosto alta, si deve riassestare un attimo il Trissino, sfortunato nell'occasione, recupera la palla con Diego Nicoletti e adesso è Xavi Rubio ad impostare da dietro, sale Rubio, ci sarebbe Formagé sul lato di destra, pallina dentro, non la trova Bertinato che cade in area, non c'è fallo secondo il direttore di gara, si continua a giocare. Altra opportunità per Trissino che dunque ha reagito al gol del vantaggio rossonero con un paio di opportunità sulle quali però Bruno Sgaria si è senza dubbio fatto trovare preparato. Il tiro da parte di Tescido, molto fisica la lotta con Xavi Rubio che gli sradica la pallina, fallo stavolta commesso da Tescido. e 30 sul cronometro del primo tempo, 1-0 Breganze e adesso reagisce il Trissino, sta aumentando leggermente l'intensità del proprio gioco la squadra di Barceló Perez, prova Nicoletti, finta il tiro, serve Ferran, c'è Bertinato da dietro, Xavi Rubio, Ferran, deviazione, non riesce ad arrivare Bertinato per l'ottimo anticipo da parte di Cocco, si conoscono tremendamente bene i due. Ferran dentro sul secondo palo per Bertinato e ancora Cocco alleggerisce, attenzione al contropiede di Breganze con Martinez, si libera alla conclusione, respinta da parte di Nicoletti. Match che va a fiammate in questi primi 7 minuti e mezzo di partita. Breganze 1, Trissino 0, Cocco, Tescido va a prendere la Mitians adesso per Martinez, prova a liberarsi, ancora Mitians, forza la conclusione, c'è stata la deviazione di Bertinato, attenzione a Rubio, passaggio un po' debole per Nicoletti che fa salire la squadra, permette a Xavi Rubio di liberarsi sull'out di destra, pallina dietro la porta per Ferran, su di lui c'è il buon intercetto da parte del portiere di Breganze Sgaria, adesso può ripartire Nicoletti che forza un po' la conclusione, sporcata da Martinez, la recupera Mitians, si va da Cocco adesso in parallela a cercare Tescido, Cocco sale, tanto è bollente l'atmosfera come sentite al Paladante, da una parte il tifo rossonero, dall'altro quello blu celeste, è derby sotto tutti i punti di vista qui al Paladante. 16 minuti 25 secondi all'intervallo di questa partita, 1-0 per il Breganze che ricordiamo è avanti grazie al gol messo a segno all'1:40 da parte di Martinez. Mitias, pallina dentro, era uno schema per liberare sul secondo palo l'inserimento di Martinez, ha capito tutto il Trissino che adesso riparte in contropiede con Diego Nicoletti, preferisce non rischiare la giocata, si affida a questo 1-2 con Ferran. Xavi Rubio sul lato di destra non riesce a forzare la giocata, una spinta ai limiti della regolarità da parte di Mitias che dà il là al contropiede del Breganze. Mitias in una grande giocata di Mitias, è stato provvidenziale la deviazione da parte di Nicoletti. Martinez, c'è Ferran su di lui, all'indietro per Tescido,
Cocco, c'è la marcatura di Rubio su di lui, Mitias dietro la porta, riparte con il possesso prolungato il Breganze, 15:34 all'intervallo, 1-0 per i rossoneri di Diego Mir. Da fuori, forza Martinez, la conclusione, respinta col gambale da parte di Adrià Català. Rubio per Diego Nicoletti, aumenta un po' adesso la velocità del giro palla il Trissino con Xavi Rubio, marcato sempre in maniera ineccepibile fino a questo momento da un grande Cocco. Scarico perfetto di Rubio per Ferran, buona giocata difensiva da parte di Martinez. Ferran, sale Ferran, 1 contro 1 con Martinez, scarica su Bertinato, giro pallina piuttosto veloce ma non riesce a guadagnare molti metri il Trissino. Rubio, palla dentro, si gira Ferran, la respinta di Martinez che gli ruba la palla e riparte. Fuori Martinez, dentro Muglia nelle fila del Breganze con il numero 9 del Breganze che tocca adesso la sua prima pallina della partita. Muglia va dentro, c'è Ferran su di lui, deve ripartire da dietro dal possesso con Tescido. Cocco, giocata in Tescido in mezzo a due, scivola, non c'è fallo, si continua a giocare con il Trissino che può ripartire. Pallina per Ferran, c'è Nicoletti a servire Ferran, ma è molto organizzata ora la difesa di Breganze. Prova Ferran, la pallina rimane lì, il tocco di Muglia, contropiede in superiorità numerica per i Breganze. Cocco perde il momento per tirare e si salva il Trissino. Era un contropiede molto pericoloso quello avviato da Muglia e non finalizzato da parte di Cocco. Nicoletti va dietro la porta, Nicoletti la lascia a Ferran, si inserisce Ferran, non c'è però una giocata semplice, la trova ora in Nicoletti dietro la porta, fuori per Xavi Rubio. Va Xavi, non ha un passaggio facile, si lamenta un po' con i compagni, 13 secondi per andare alla conclusione. Nicoletti per Rubio, c'è Muglia su di lui, dietro la porta, recupera la pallina il Breganze. Ferran dietro la porta a Rubio, altri 40 secondi per l'attacco del Trissino che va con grande veemenza a caccia del pareggio che per il momento non arriva. Rubio si arrabbia un po' con i suoi ma c'è poco da dire, sta difendendo molto bene il Breganze. Contropiede ora Mitias per Cocco, prova Cocco a scaricare sul secondo palo, miracolo di Nicoletti ma non è finita sulla conclusione di Muglia. È ancora tambureggiante l'attacco del Breganze a 12:30 dall'intervallo. Muglia, c'è Cocco sul secondo palo, fisico il contatto ma regolare di Nicoletti su Muglia. Altro cambio, dentro di nuovo Martinez, attenzione pallina dentro, si salva il Trissino e riparte con Ferran, giocata di Ferran ed è un altrettanto elegantissimo disimpegno da parte di Mattia Cocco dalla parte opposta, lascia dietro Cocco, rete. Signore e signori, questo è un pezzo di bravura da parte di Mattia Cocco che prima ha recuperato una pallina pericolosissima nella propria area di rigore, ha dato il là al contropiede e poi è andato anche a finalizzarlo. Gran gol, 2-0 Breganze. Il raddoppio del Breganze è segnato dal numero 29 Mattia Cocco e dunque cambia ancora il parziale. Cocco in gol quando mancano 12 minuti alla fine. Questo è il classico gol subito da contropiede praticamente. È il però classico. Cocco ha fatto qualcosa di strepitoso, un recupero meraviglioso in area sua, ha ridato il là al contropiede, ha passato il pallone, ha dato sul secondo palo e ha finalizzato. Cosa gli vuoi dire? Nulla da dire, esatto, Chapeau. nulla da dire. Chapeau.
però il Trissino, Eric aveva detto, non ha saputo concretizzare le occasioni che ha creato Sì. là davanti, vuoi per bravura e organizzazione delle difese breganze, ma qualcosa bisogna inventarsi, bisogna buttarla dentro. Sì. 11:57 all'intervallo e purtroppo per il Trissino è ulteriormente in salita la situazione. Mister Barceló Pérez si è preso qualche secondo supplementare per gestire questo time out, perché anche a livello psicologico adesso la situazione si fa tremendamente dura per il Trissino e non si sa perché qui al Paladante fatica tremendamente in questa stagione. Rubio per Nicoletti, dentro anche Ale Faccin adesso per far respirare un po' Carlo Bertinato, finta il tiro Rubio, dietro la porta Rubio, la palla dentro per Nicoletti, rimane lì, non è riuscito nella deviazione sul secondo palo. Diego Nicoletti ci era andato vicino sullo scarico di Rubio, buono lo scarico ma non ha trovato la deviazione vincente. Cocco, il giocatore che ha raddoppiato per il Breganze. Martinez la lascia su Tescido, mai uscito finora il numero 21 del Breganze. Muglia lascia per Martinez. 11 minuti all'intervallo, 2-0 Breganze. Situazione molto nera per il Trissino, sotto 2 gol in casa. Martinez lascia per Tescido, ancora Martinez, riesce lo stesso a vincere un rimpallo, forse un fallo di Nicoletti non ravvisato dal direttore di gara. Fatto sta che si gioca ancora, va a occasione per Rubio, l'ha presa Sgaria, si era aperta una voragine nella difesa del Breganze, non l'ha concretizzata Trissino e qui vola Català, letteralmente vola per salvare su Martinez a botta sicura. E adesso si sta vivacizzando il derby, adesso cominciamo a vedere un po' di gioco e un po' di azioni da una parte e dall'altra. Rubio, pallina dentro, la trova per primo Sgaria, ancora Rubio, dentro non c'è nessuno, deve portarla dietro la porta, ha provato Nicoletti, perde palla Trissino, contropiede Breganze con Tescido, pallina dentro, alta di poco sopra la traversa, ma che rischio per l'Occhi Trissino in questo contropiede di Tescido. 9:46, il Trissino ha rischiato tremendamente in questo contropiede rossonero. Ammonizione ufficiale per Diego Nicoletti. Nel frattempo (9:46) alla fine del primo tempo. Il derby fino a questo momento è tutto colorato di rossonero purtroppo per il Trissino, che comunque ha tutto il tempo per provare a rimettere in sesto la partita. Faccin per Rubio, dietro la porta Rubio, la lascia a Nicoletti, forza Nicoletti, troppo centrale però. Intanto un altro fallo in attacco, viene fischiato a Rubio per un blocco irregolare su Martinez. (9:15) all'intervallo, 2-0 Breganze, che adesso attacca con Mitians sul lato di destra, c'è Ferran su di lui a portarlo fuori e ovviamente fa festa il pubblico rossonero di Breganze, giunto numeroso e soprattutto caloroso qui al Paladante.
verso la propria squadra, sta conducendo per 2-0 e qua recupera un'altra pallina, la perde però, va al Trissino in contropiede, c'è l'uomo in più, Ferran, Nicoletti, non forza la giocata Nicoletti, prova a alzarla, non ne vuol sapere rientrare la pallina, c'è da rimettere a posto la porta. Ferran non la riesce a insaccare, Facin in mezzo a due, tenuto da Cocco, Facin, parata ancora da parte di Scaria. Palla 2, Muglia e Facin, riesce a riprendere il Trissino con Rubio, all'indietro per Ferran. Il blocco di Nicoletti va ad allargarsi, Ferran là dentro, attenzione al possibile contropiede ma recupera palla Facin ottimamente, va dalla parte opposta, Ale Facin la perde, attenzione al errore del numero 5 del Trissino che permette al Breganze di ripartire con Mitians, buono il lavoro difensivo da parte di Muglia, Cocco, Muglia, 7,57 all'intervallo, 2-0 Breganze. Muglia dietro la porta, lascia per Martinez, il giocatore che ha sbloccato la gara dopo solo 1 minuto e 40 in questo primo tempo. Il blocco di Mitians per Martinez, dialogano i due giocatori, 8 secondi per concludere l'azione, deve forzare Martinez, lo fa e rischia di trovare anche il terzo gol, fortuna vuole che Català riesce a respingere. Ferran, pallina dentro, ha provato Nicoletti al volo ma ha detto di no Sgaria, e attenzione a Mitias che va in contropiede, gli impedisce di dare il tiro Ferran stavolta. Muglia prova ad alzarla, si salva Català, Rubio, ma Rubio accelera centralmente, ha spazio in mezzo a 3, Facin non la trova. Tanto c'è richiamo, attenzione, richiamo ufficiale per Rubio, attenzione, no, blu a Rubio, cartellino blu per Rubio. Viene dato il blu a Rubio. Non è stato prima era andato a richiamarlo ufficialmente e poi gli ha dato il blu. Abbiamo visto chiaramente che prima è stato richiamato ufficialmente e mentre se ne stava andando gli ha tirato fuori il blu. E non mi sembra neanche di aver sentito chissà che grossi insulti o quant'altro da parte di Rubio, che adesso cerca di spiegarsi. L'arbitro lo fa uscire ed è un blu assolutamente inspiegabile, quello che rimedia Xavi Rubio al 18° di questo primo tempo, blu per Rubio. Ci è sembrato molto strano per il fatto che l'arbitro l'aveva richiamato ufficialmente, mentre Rubio stava andando verso la propria panchina perché c'era il time out, gli ha fatto vedere il cartellino blu. Strano, veramente strano. Non so che dirti neanche io, Nicola, spero che non siano le classiche manie di protagonismo, mi auguro. Però ti dico, cioè, si è visto chiaramente che Rubio stava andando verso la propria panchina in silenzio e l'arbitro lo ha richiamato per estrargli il blu. Veramente strano. Non lo so. Però sì, fatto sta che adesso il Trissino gioca con l'uomo in meno, con 2 gol da recuperare, 6,53 dall'intervallo. Sono decisioni che alla fine pesano alla fine di una partita e non si possono prendere con grande leggerezza. Mitians per Tescido, palla dentro, si salva Català, Mitians la tiene e adesso vediamo se il fortino trissinese reggerà. Certo è che è tutto nero in questo momento per la squadra di Perez,
Mitians, finta il tiro, dietro per Tescido, il tiro, e stavolta respinge ancora con i piedi, con i pattini forse, Català, il tiro di Martinez, respinto ancora, c'è Faccin che prova lo stesso a dare in contropiede, la tiene Faccin in mezzo a due, buona giocata di Ale Faccin, che però ovviamente non può nulla di fronte a 4 giocatori del Breganze. 6 all'intervallo. Mitians, forza Mitians, pallina ancora a Martinez che vuole chiamare maggiore calma, girano ovviamente palla adesso i rossoneri, c'è un buco, Martinez, Tescido va a tirare Martinez, la pallina si impenna, rimane in campo 16 secondi per concludere l'azione. Breganze, Martinez, Tescido perde la pallina, c'è stata la deviazione di Faccin ma è ancora possesso Breganze. Martinez, la finta, Tescido va a coprire, grande sacrificio del Trissino e c'è la deviazione di Nicoletti nella propria porta sul tiro di Martinez. 3-0. Rete del Breganze con il numero 27 Lucas Martinez. E dunque arriva il 3-0 al 19° minuto e 40 secondi. Ancora Martinez protagonista con la deviazione di Nicoletti. Si fa durissima. Certo che quando sei in un momento difficile e ti arriva anche una scelta arbitrale così sfavorevole, si fa veramente fatica a rialzarsi, ma il Trissino lo deve fare, deve rialzarsi, perché bisogna far punti al Paladante, bisogna ritrovare subito un gol per tenere accesa la fiammella della speranza. È difficile ma bisogna provarci. Mitians, Martinez, doppietta per Martinez con nella seconda occasione la complicità di Nicoletti. È stato assolutamente determinante la deviazione del numero 2 del Trissino col pattino dietro le spalle di Adria Català. Adesso si è ristabilita la parità numerica, 4 contro 4 giocatori di movimento, ma purtroppo il Trissino è sotto di 3 gol. Intanto un colpo piuttosto duro subito da Nicoletti. Time out chiesto dal Breganze a 4 minuti dall'intervallo. Ha preso un brutto colpo Diego Nicoletti, è rimasto ancora a terra. Aggiorniamo un po' gli altri campi, che dici? Cambiamo vai un pure, po'. vai pure. Allora, Valdagno, Vercelli, vabbè, 4-2 che era già... Finale. Sì, esatto. Giocato col Vercelli, già giocato, sì. Scandiano, Forte dei Marmi, 2-0 per lo Scandiano. Viareggio, Sarzana, 2-1 per il Viareggio. Follonica, Valdagno, 1-0 per il Follonica. Sandrigo, Tiene, 1-2 per Tiene. Monza, Lodi, 0-4 per il Lodi. Questo è l'aggiornamento degli altri campi. E come al solito il campionato tremendamente equilibrato, tremendamente duro, non c'è mai una partita scontata e non lo è neanche oggi. E abbiamo un po' perso l'entusiasmo in questo momento, perché quella decisione del direttore di gara ha veramente influenzato parecchio, ha tagliato le gambe al Trissino, va detto, perché sotto 2-0 il Trissino stava facendo di tutto e anche di più per provare a dare un calcio alla sfortuna e ritrovare un gol che dimezzasse lo svantaggio. Poi quel blu è stato assolutamente determinante finora. Speriamo che non aumenti il nervosismo in campo, perché io non l'ho ancora capita. Poi se riusciremo ce la faremo a spiegare da Rubio, vedremo un po' che cosa è successo. Fatto sta che in una partita così difficile è un episodio che rischia di pesare tantissimo. Rubio fuori per Ferran, Rubio, e adesso il Breganze sta difendendo
veramente bene, ma d'altronde basta anche solo limitarsi a difendere e ripartire adesso Breganza, non deve neanche più far tanto la partita, è avanti di 3 gol. Greco fuori per Xavi Rubio, la pallina rimane lì, non la trova Greco, attenzione al contropiede Tescido, pallina dentro, intercetto ottimo da parte del Trissino che va con Xavi Rubio, il blocco di Greco. Rubio sull'auto di destra va a cercare di trovare spazio dentro, non la trova Greco e si lamenta un po' adesso anche Rubio. Di certo non smette di incitare la propria squadra il pubblico di Trissino, nonostante il parziale sia assolutamente sfavorevole. Tescido per Martinez, la tiene lì, si fa vedere Mitias dietro la porta per Tescido, l'intercetto momentaneo da parte di Greco e la pallina adesso arriva per il Trissino con Ale Faccin. Ferran, Rubio su il giro pallina, Greco, Rubio fuori su Faccin, Formaggio dietro la porta, impreciso il passaggio per Faccin. 1,55 all'intervallo, Trissino 0, Breganze 3, un derby che parla tremendamente rossonero fino a questo momento. Faccin fuori per Ferran, prova da lontano Ferran, addirittura colpisce un proprio compagno, pallina dentro, non la trova Rubio, non era neanche male questa opportunità, non molla il Trissino. Ferran non trova la porta, siamo entrati negli ultimi 90 secondi di primo tempo. Rubio per Faccin, 1 contro 1 di Faccin, gli sporca la pallina Sgaria e va di fatto a sventare il pericolo. Rubio dentro per Faccin, intercetto perfetto da parte di Muglia che va in contropiede Muglia, c'è Martinez a fare il blocco sul secondo palo per Tescido, non ci arriva nessuno, dunque recupera la pallina il Trissino, lo fa con Ale Greco per Rubio, Greco non la trova per l'ottima giocata difensiva da parte di Martinez, ma non è finita l'azione del Trissino. Faccin è finta il tiro, si affida a Formaggio, c'è Rubio, la va a prendere, adesso si è però riposizionata la difesa di Breganze. Ferran in mezzo a 2, la parata col guantone da parte di Sgaria, c'è ancora Faccin, nuovo possesso per i blucelesti, sono 30 secondi a dividerci dalla fine del primo tempo, quindi è l'ultimo attacco per il Trissino, pallina che esce, 24 secondi all'intervallo, Trissino 0, Breganze 3. Questa potrebbe essere, anzi sarà sicuramente l'ultima azione del primo tempo. 20 secondi, ha provato a forzare un po' Ferran, per la verità un po' velleitaria questa soluzione, e il Breganze vediamo se proverà l'ultimo affondo o si limiterà a contenere. Martinez, sì, stiamo andando verso i titoli di coda di questo primo tempo, prova a tirare anche Mitias, respinge Català e dunque si va all'intervallo sul punteggio di Trissino 0, Breganze 3. I gol, lo ricordiamo, in avvio di Martinez, il raddoppio al 13° di Cocco, al 19,40 il 3-0 di Martinez dopo quel abbastanza dubbio contestato cartellino blu a Rubio. Erika, è un momento di grande difficoltà perché sì, la squadra ci prova, gioca, non manca vedi che l'impegno, comunque spinge, la squadra sta spingendo, l'unica cosa è che non riusciamo a concretizzare in porta, cioè non ho parole, non ho aggettivi per poter esprimere quello che penso. Fondamentalmente il problema è che Trissino gioca abbastanza bene, ordinato, pulito, intenso, determinato,
purtroppo quando si l'ultimo tratta tocco di si sbaglia, buttarla dentro non c'è niente da fare. o veniamo anticipati o la sbagliamo, Per carità, o non ottima la difesa del agganciamo. Breganze, Nulla da togliere, però c'è da dire che questa, il Breganze, è anche una squadra che subisce solitamente molto e noi quello che ci ha concesso non siamo stati capaci di concretizzarlo, per cui direi che per il momento il risultato ci sta tutto. Sì, dispiace perché vedi tutte le due squadre che stanno spingendo, anche il Trissino sta spingendo perché li vedo anche solo dalla faccia dei ragazzi. Il problema è che loro concretizzano e noi no, purtroppo. Adesso rimane anche tanto rammarico per quel blu a Xavi Rubio. Sì, dopo, ripeto, sono proprio curiosa cercheremo di capire cosa è successo perché ce l'avevamo qua sotto sì, e abbiamo visto la scena. Non abbiamo visto grosse abbiamo parole visto o che quant'altro, però l'arbitro ha richiamato il giocatore se ne stava andando in panchina perché era stato chiamato il time out, sì, mi esatto. sembra, ok. E l'arbitro ha inseguito già con il cartellino in mano, allora o ha detto qualcosa, ma sinceramente l'ho visto girare io il ragazzo, poi vedremo. Staremo a vedere, intanto se ci dai qualche aggiornamento degli altri campi prima di lasciarci. Non è cambiato più di tanto, nel senso che lo Scandiano sempre 2-0. Scandiano 2-0 contro il Forte dei Marmi, cioè voglio dire. E tanto per gradire il Forte dei Marmi, ce lo troveremo qui al Paladante settimana prossima. Quindi il Viareggio sta vincendo 3-1 con il Sarzana. Follonica ha raddoppiato, siamo 2 contro il Valdagno. Ahimè. Okay. Puntini. E Sandrigo 1 e Tiene 2. Monza e Lodi 0-4. Poi era il derby milanese. Vabbè, non dovrebbe esserci grossa storia. No, è molto sentito, però va bene. Io direi che per il momento ci fermiamo, abbiamo qualche minuto per prendere fiato, 7 minuti per la precisione, come ci segnala il tabellone. È il numero sopra che mi dà un po' di fastidio, quel 3 lì. Quello 0-3 effettivamente. Speriamo di accorciare le distanze, speriamo che il buon Dio guardi un attimo giù, che ci dia quella spinterella in più che ci manca per finalizzare e speriamo di vedere qualche gol. Speriamo anche che Carletto faccia quel gol del 400 presenze in campionato, mi sembrava, no? Esatto, con la maglia Trissino. Va bene, ci fermiamo per qualche minuto, ritorniamo tra poco, sempre qui dal Paladante per il derby Trissino-Breganze. Per il momento, come dice in maniera assolutamente terrificante il tabellone, 0-3.
E allora tutto è pronto per dare il via ai secondi 25 minuti del derby vicentino tra Trissino e Breganze. Si riparte da quello che è stato un 3-0 abbastanza un po' troppo mortificante per il Trissino nella prima frazione di gioco. Il Breganze senza dubbio ha meritato di essere avanti, probabilmente non con questo divario. Ecco, intanto subito una sassata da parte di Martinez, la respinta di Català. Xavi Rubio ha provato adesso a riscattarsi dopo il blu del primo tempo, non vi è riuscito, tanto è stato fischiato un fallo a Cocco proprio ai danni di Xavi Rubio. E adesso serve senza ombra di dubbio un gol quanto prima per riaprire la contesa, altrimenti si fa veramente dura per il Trissino. Intanto vediamo che in campo dal primo minuto nella ripresa c'è anche Pippo Schiavo nelle fila del Trissino in quartetto di movimento con con Greco, Xavi Rubio e Formagé. Mitians, Martinez, Cocco e Tescido invece parte sempre col solito quartetto. Diego Mir per il suo Breganze. Cambio di direzione di Mitians per Cocco, autentico match winner della prima frazione di gioco. Contropiede ora del Trissino con Schiavo che travolge il direttore di gara. Xavi per Ferran, c'è dentro Greco, cade Greco in area, viene fischiato addirittura un fallo in attacco. Eh sì, stasera non ne va bene una dal punto di vista arbitrale per quello che riguarda il Trissino. 2 minuti nella ripresa, 3-0 Breganze. Cocco, buon recupero palla di Greco. E adesso bisogna cambiare marcia se vogliamo riaprire la partita. Rubio in area di rigore, Rubio! E c'è rigore, se lo va a guadagnare Xavi Rubio nel contatto con Mitians. Ha provato a guadagnarsi il tiro diretto e così è stato. Ed è proprio lui ad andare dal dischetto. Rubio contro Sgaria. Dicevamo che serviva un'occasione per cercare di riaprire subito la partita, di restare quantomeno in corsa. E adesso abbiamo Rubio contro Sgaria. Rete! Gol del Trissino! Riapriamo la partita! Xavi Rubio! E dunque è arrivato subito al secondo minuto il gol dell'1-3 messo a segno dal Trissino con Rubio. Recuperiamo la pallina con Ferran, andiamo in contropiede, la mettiamo dentro per Greco, dentro, non ne vuole sapere di entrare, ancora per Ferran, dentro la porta, ha toccato col pattino secondo il direttore arbitrale. Cocco per Martinez, la gira su Mitians, c'è Tescido, ancora Cocco, cambio di direzione del capitano del Breganze per Martinez, aggira la difesa del Trissino, adesso il Breganze con Mitians, palla fuori per Tescido. Da lontano parte Martinez, 16 secondi per andare al tiro. Giro pallina, vogliono giocare anche col cronometro adesso i rossoneri. Cocco, pallina dentro, era molto buona per l'inserimento di Tescido. Non è riuscito ad arrivare sulla pallina il giocatore rossonero, adesso riparte il contropiede del Trissino. Gioca di sponda Ferran per Xavi. Parte da dietro Formagé. Il blocco di Schiavo, tiro di Ferran però
senza grosse pretese, facile recuperare la pallina per i giocatori del Breganze che adesso attaccano con Cocco, prova a sporcargli il possesso Greco, non vi riesce perché ancora il capitano rossonero a tenersi la pallina vicino alla stecca. Tescido, Martinez, in area Martinez, va dietro la porta, si affida a Tescido, pallina dentro, il tocco è ancora del Breganze con Cocco, Mitias, Tescido in area, la girata da parte di Martinez che non trova la porta di Català e può ragionare ora il Trissino con Xavi. Rubio, il blocco di Schiavo, vediamo cosa ha visto il direttore di gara, pare un'irregolarità al limite dell'area, sì, così è. Tre minuti e 10 sul cronometro. Fa rispettare bene la distanza regolamentare adesso il direttore di gara. Vediamo il Trissino come la sfrutta. Beh, non benissimo. Attenzione al contropiede del Breganze con Tescido. Gli sporca la pallina Ferran, ma è ancora Cocco il primo a gestire il possesso. Cocco di sponda per Martinez, Mitians va su Tescido, attenzione all'inserimento di Martinez, gran giocata difensiva da parte di Alberto Greco. Attenzione, l'arbitro fa interrompere l'azione. Ferran. Va Ferran adesso dietro la porta. Di sponda per Rubio. Lo scarico di Rubio, la deviazione che rischia di mettere in difficoltà Sgaria, ma non molla il Trissino, e questo è importante, non vuole uscire dalla partita la squadra di Perez, anche se è tremendamente dura. Rubio, in mezzo a due Rubio, sul primo palo, la parata di Sgaria, Ferran da fuori. Xavi, dopo il tocco di Schiavo, dentro ancora per Schiavo, ha la difficoltà di girarsi, allora alleggerisce all'indietro per Ferran. 1-2 con Rubio, 17 secondi per andare alla conclusione. Bisogna forzarla, 8 secondi. La forza Formagé, attenzione al contropiede di Martinez, buona giocata stavolta di Rubio che ha salvato quello che poteva essere un tiro molto pericoloso dalla parte opposta. Rubio dentro, viene fischiato il blocco di Schiavo su Cocco. 18:42 alla fine, Trissino 1, Breganze 3. Martinez per Mitians, va su Cocco, lascia per Tescido, controllo impreciso, ma è ancora sua la pallina dietro la porta per Mitians. Ci sono Schiavo e Rubio in difesa per il Trissino. Riparte Martinez da dietro, il blocco di Tescido, anzi era di Mitians nei confronti di Ferran, recupera ottimamente la pallina Ferran, scivola Rubio nel contatto con Cocco, non irregolare secondo il direttore di gara. Recupera bene palla Greco e va in contropiede Greco, ci prova in mezzo a due, legge bene però la giocata difensiva Mitians.
fallo commesso da Mitians, secondo il direttore di gara. 17:46 alla fine della partita, 3-1 Breganze. Rubio, ha provato a alzarla Rubio, ma la pallina rimane là, si è spostato dalla porta, bisogna sistemarla. Possesso ovviamente sempre per il Trissino, che adesso, signori, ci sta provando, non c'è niente da fare, ci prova il Trissino a non mollare la partita. Rubio, sempre franco bollato da Martinez, dentro, oh, attenzione al contropiede del Breganze. Mitians, bella giocata di Mitians, respinge in tuffo Català, la recupera Ferran, c'è Rubio, dietro la porta Rubio non ha potuto forzare la giocata, si deve ritornare a girare pallina. Greco, Martinez va a cercare Mitians, Cocco all'indietro su Tescido. 16:46 alla fine, 3-1 per i Breganze. Tescido, Breganze con Tescido, davvero un giocatore preziosissimo dal punto di vista tattico, nello scacchiere di Diego Mir. Gran giocata di Tescido adesso. Martinez lascia per Cocco, la mette dentro Cocco, si salva in qualche modo Català. Rubio per Ferran, forza Ferran, non trova varchi, deve ripartire da dietro Xavi Rubio. Rubio perde la pallina in questa forzatura offensiva e va nuovamente il Trissino adesso, 3 contro 2, Ferran, Schiavo, la parata di Sgaria, sfruttato malissimo questo contropiede in superiorità numerica. Attenzione adesso a Martinez, Català, ha salvato tutto, Adrià, Schiavo per Xavi, c'è spazio adesso, è il momento di provare a alzare un po' il ritmo e rischiare qualcosa se vogliamo riaprire la gara. Rubio per Schiavo, ancora Rubio, 10 minuti di ripresa, 3-1. Rubio, esterno della rete dell'ex giocatore di Sarzana. Ferran ha provato a alzare, non vi è riuscito, finta il tiro Greco, adesso si affida a Schiavo, ancora Greco nella marcatura di Tescido, cambia di direzione, prova a forzarla, perde però la pallina, si arrabbia molto col compagno di squadra Xavi Rubio, che era in una posizione migliore per provare la conclusione. Mitians, Cocco, brava Cocco, la pallina rimane lì, respinge Català, va in contropiede Rubio, ma è solo contro tutta la difesa del Breganze e colpisce l'esterno della rete. La recupera Ferran sbilanciato, tira fuori, dentro Faccin per Schiavo, prova un accenno di pressione offensiva solitaria Formagé, scivola però Cocco, Mitians, 1-2 con Martinez, Cocco da lontano prova la sassata
Cocco alto di poco e riparte Trissino con Faccin, pallina che non ne vuole sapere di entrare, ma ci stanno mettendo il cuore i ragazzi di Barcelo Perez. Adesso perde la pallina Faccin. Bisogna andare a Monteberico qua, signori, per togliere la maledizione che c'è davanti alla porta avversaria. Muglia dietro la porta, ci ha provato Muglia. Martinez e Lesto arrivare per primo sulla pallina. Martinez, time out in campo a 12:46 dalla fine della partita. Erika, cioè, dal punto di vista dell'impegno non gli si può dire niente a sti ragazzi. Praticamente il problema è che quando si arriva dalla parte della porta avversaria sembra ci sia un muro invalicabile. Sì, c'è un po' di differenza rispetto al primo e secondo tempo. Al primo tempo c'era il Braganza che difendeva a mo' di muro e comunque non lasciavano muoversi, non lasciava muovere l'uomo, cioè erano proprio fissi all'uomo. Adesso hanno iniziato un po' ad aprirsi in difesa e i nostri sono riusciti un po' a fare qualche azione un po' più scusate, incisiva. Speriamo che... I minuti ci sono per provare a riaprirla, il problema è che bisogna buttarla dentro. Sì, sì. Speriamo che riescano a tenere questi ritmi, perché sono ritmi comunque molto impegnativi, perché non mollano un secondo. C'è stata un po' di differenza, ho visto la differenza nel Braganza, non so se sta lasciando un po', forse. sì, e si sta un po' rilassando, diciamo. Nel primo tempo erano molto più chiusi. E adesso vedremo se negli ultimi 12 minuti e 45 secondi si riuscirà Siamo a 4 falli a 7. Sì. L'ha recuperata il Braganza con Martinez, Cocco. Si vede che il Braganza è avanti e il Braganza sa anche amministrare il proprio vantaggio, lo sta facendo con grande intelligenza e per il Trissino è oggettivamente difficile trovare spazi. Xavi Rubio in area di rigore, marcatura di Cocco, attenzione per Muglia, recupera un ottimo pallone su Bertinato, recupera altrettanto bene Xavi Rubio, 1 contro 1 di Rubio. Nel frattempo era caduto Bertinato nel contatto con Muglia, gli arbitri non hanno ravvisato gli estremi dell'intervento, attenzione, pallina dentro ed è entrata ancora con Muglia ha segnato Muglia il gol del 4-1, notte fonda al Paladante, gol delle Braganze con il numero 9 Samuele Muglia. E quindi sì, è un momentaccio per il Trissino, perché anche premendo, rischiando di trovare il gol del 3-2, chirurgico, matematico, è arrivato in contropiede il gol del 4-1 messo a segno dal Braganza. E adesso purtroppo al Paladante è notte fonda, perché anche stavolta anche la sfortuna si è messa di mezzo, un rimpallo di fatto ha trovato impreparato Català, non ci poteva fare niente su quella opportunità. Martinez tocca solo momentaneamente Català e ancora possesso Braganza, che adesso è completamente in controllo del match. Bertinato, Rubio per Greco, Rubio va in mezzo a due, ma
difende bene Breganze adesso, rimpallo favorisce l'intervento del portiere. 10:31 alla fine. Sì, diciamo che questo gol segnato da Muglia, il quarto gol del Breganze, è stata una vera e propria mazzata per il Trissino. Greco, marcatura molto dura su Muglia. Greco non molla, ci ha provato, ha respinto molto bene Sgaria e permette a Greco, anzi scusate, a Cocco di ripartire per il Breganze. Martinez su Cocco, va per primo su questa pallina vagante Martinez. Cocco forza da dietro, la pallina rimane lì e un rimpallo favorisce Xavi Rubio che può ripartire. Area di rigore Rubio, blocco di Bertinato in posizione di pivot e il tiro. Quella pallina che va addirittura in tribuna. Dieci alla fine, anzi 9:25 per la precisione, in una partita che sembra aver già dato buona parte dei propri responsi. Fallo di Bertinato su Muglia, è il quinto fallo di squadra commesso dal Trissino, 7 ne ha commessi il Breganze. Muglia all'indietro per Mitians, controllo impreciso da parte di Martinez. Mitias, fuori per Martinez, la tiene Mitias, gioca col cronometro ora giustamente il Breganze. Tescido forse la va a forzare, sì, è così, consente a Rubio di ripartire. E non la trova, non va dentro neanche questa. Non vuole sapere di entrare la pallina. Faccin per Rubio. Anche Faccin non la trova sul secondo palo. È una serata stregata, la porta è stregata, l'area è stregata. È un momento veramente complicato per il Trissino. C'è tanta voglia di tirarsene fuori, ma pochissima concretezza là davanti, e quando non la butti dentro è difficile trovare aggettivi. Xavi Rubio per Bertinato. Rubio dentro per Faccin, un tiro troppo debole per impensierire Sgaria. Siamo negli ultimi 7 minuti e mezzo di partita con il Breganze totalmente in controllo della gara. No, non è possibile. Anche questo blu. È allucinante, è allucinante anche questa direzione di gara. Un ennesimo blu che se lo poteva tranquillamente risparmiare, ma completamente risparmiare. 17:30, altro blu per Rubio. Abbiamo perso anche la voglia di parlarne di questa partita, veramente.
Nicola, alla fine dei conti comunque il Breganze non sta rubando nulla. No, assolutamente, lungi da me dire questo, anzi sta strameritando di vincere la partita, non è quello il punto. Il punto, Erika, è che quando una squadra è in difficoltà, come il Trissino, e si sa che è in difficoltà, sono i dettagli a fare la differenza, ok? Nessuno vuole togliere nulla alla legittimità del successo che sta portando a casa il Breganze. Sì. Dico solo che nei momenti di difficoltà, anche di questa partita, tutte le scelte arbitrali sono andate in una direzione. Ripeto, nulla contro il Breganze, perché sta strameritando e se anche avesse fatto 3 gol in più non cambiava nulla. È che quando sei in un momento così difficile le paghi a carissimo prezzo queste indecisioni arbitrali che non sono assolutamente felici. Adesso abbiamo un tiro libero di Martinez a 7,27, se lo segna, come si dice a casa mia, mamma butta la pasta. Vediamo, sì. Martinez contro Català, Martinez, palo, mamma, ha salvato Català, bella parata di Adrià, veramente bravo, abbiamo avuto anche un po' di fortuna. Català sta rivendicando il fatto che si era mosso un po' prima, aveva fatto la mossa Martinez. Rimane il fatto che l'ha presa, dai, sì, con l'aiuto un po' del palo, però sì, dai. Il problema è questo, che se non segni non la riesci a riaprire la partita, purtroppo rimane lì. Mitians gira e adesso è sempre in superiorità numerica, ovviamente. Adesso stiamo giocando in 3, un uomo in meno, esatto. Martinez scivola, ha fischiato fallo perché ha toccato la pallina che era con la mano a terra, è scivolato. E adesso vediamo il Trissino come se la gioca. Faccin non riesce a tenerla, raddoppio di marcatura molto fisico di Tescido e di Mitians, la recupera Martinez, va a fare 1-2 con Muglie e adesso giustamente giocherà col cronometro il Breganze. 32 secondi di superiorità numerica ancora. La perde però, non riesce a trattenerla Faccin. Non è nemmeno facile però, Erika, gestire mentalmente un momento come questo, perché stai dando tutto e su questo, guarda, posso metterci la mano sul fuoco che ogni giocatore del Trissino ha dato 110% oggi, però il fatto di dare il 110% e di non vedere risultati a livello mentale ti ammazza. Ah sì, ti sega le gambe. Scarico di Nicoletti. Sono entrati in campo comunque molto tesi e si vede. Ma il momento è quello che è. È una partita molto sentita questa, anche perché sarebbe stata la prova del 9 anche. Purtroppo fino a questo momento almeno rimandato lo che Trissino. Grande giocata di Faccin. Mamma mia! E non ha trovato la porta Faccin. Vedi, siamo sempre lì. Siamo bellini fino a 3/4 e poi ci manca sempre il tocco definitivo per chiudere l'azione. Intanto siamo tornati a 4, siamo tornati in 4, sì. C'è la pista bagnata. Pista bagnata, dunque adesso si sta provvedendo ad asciugarla. 5:23 alla fine della partita. Breganze 4, Trissino 1. Tanto sì, è bello vedere come comunque i pochi sostenitori rumorosi del Trissino ce la stiano mettendo tutta fino alla fine. Dobbiamo dire tanto di cappelli invece per i sostenitori del Breganze, perché sono eccezionali, non hanno mollato un secondo. Beh, ma hanno anche avuto una squadra che ha vinto per 3 all'inizio e alla fine della partita, sono capace anch'io a tifare mentre vinco tutta la partita. Dai, scherzi a parte, è vero, l'abbiamo detto prima, sono stati bravissimi, numerosi, colorati, corretti, nessuno coro fuori dalle righe, per cui no, adesso scherzi a parte, hai fatto bene a sottolinearlo. Breganze sta vincendo la partita in campo e sugli spalti, perché comunque il pubblico di Breganze si è fatto sentire dall'inizio alla fine. Il pubblico di Trissino lo sai meglio di me, come cantano in 10 e il resto sono un po' silenziosi, ecco, diciamola così. Sì. È una sorta di cinema quello che si viene a vedere. Mi raccontavano una volta invece che c'era una tifoseria molto affollata e sosteneva in maniera allucinante.
Sono arrivata io, ho detto ma scusa, stiamo parlando della stessa tifoseria perché... Vabbè, cioè, abbiamo sempre il tempo per cercare di tirare Stimolare. su un po', esatto, di stimolarli e tirare un po' su il livello dei decibel. se del tifo. arrivassero un po' di vittorie magari sai anche... È quello il problema, è tutto lì. In questo momento, il momento del Trissino, Erika, è proprio questo. È un cane che si morde la coda perché serve il risultato per tirar sul morale, ma Sì. per fare risultati serve morale. Dai, Facin, esterno della Mare. rete, guarda, non va dentro neanche se la spingi in porta sta pallina. Hanno dato il 7° fallo di squadra a noi. Lì, ti ripeto, stavo finendo il discorso del cane che si morde la coda. 3 a no? 7 o 4 a 7 prima, non ho capito. Adesso siamo i pochi 7 a 7 minuti. con i falli, 4-1 il risultato Breganze, 3-49 alla fine. Le occasioni le abbiamo avute. Sì, mamma mia, Cioè, certo. il Breganze vince con merito, Sì, ma sì. il Trissino non merita di perdere di 3 gol di scarto. È quello il problema, perché le occasioni ci sono state. È un periodo in cui non va, non Sì. ne vuole sapere di andare dentro. C'è stato quel fuoco di paglia di Tiene, perché comunque sia Tiene la squadra ha concretizzato bene, ma diciamocelo francamente, l'avversario Sì. era quello che era, Sì. senza voler mancare di rispetto No, all'avversario. assolutamente. Ci mancherebbe. Questo è un avversario di livello diverso. Hai 3 occasioni, devi fare 4 gol contro di loro, non c'è niente da fare, perché sennò loro poi ti castigano. E così è stato. Martinez è sempre stato una spina nel fianco anche l'anno scorso nel Follonica, ti dico. Vabbè, ma quando hai giocatori di quel livello lì non gli puoi Porca concedere niente. paletta, c'è niente una da cosa, fare. guarda. E comunque è completo come giocatore. Si riparte con Ferran e Diego. Inserimento di Ferran in area di rigore. Persa anche questa la pallina. Lotta Bertinato con Cocco, i due si conoscono da molti Sì, da anni. mezza vita Se ne sono praticamente. dati di sante ragione per tanti anni e lo stanno facendo anche stasera. Facin, non so se l'ha respinta proprio Bertinato qua. Sì, sembra di sì. 3-17 alla fine. Il derby si sta sempre più colorando di rossonero purtroppo. Sì. E purtroppo, sempre parlando di numeri e di statistiche, Erika, va sottolineato che sarebbe il 4º KO casalingo per il Trissino in casa e sono numeri veramente negativi. Mitians, Tescido, Un periodaccio nero proprio. sì. È un periodo nero proprio. Cade un giocatore delle Breganze. Bertinato è rimasto a terra un giocatore del Breganze e il Trissino non è riuscito a segnare. Era caduto a terra Martinez. L'arbitro ha lasciato giocare, Trissino ha giocato, ma non è riuscito a segnare. «120 secondi alla fine», direi che si sta per scrivere la parola fine a questo derby. Intanto arriva questa opportunità per Mitians, si salva Català. Ferran non arriva alla porta. Nicoletti prova ad andare, palla dentro, Parasgaria. Uno e 27 alla fine della gara. Ricordiamo già che al termine della partita scenderemo subito immediatamente in campo per le interviste del dopogara.
quindi rimanete con noi, non chiudete il collegamento, noi saremo sempre qui in diretta dal Paladante per raccontarvi il post gara con quelle che saranno le voci del dopo partita. Cercheremo se possibile di parlare con i due capitani, con Mattia Cocco e con Carlo Bertinato. Viene fischiato intanto un fallo in attacco, ottavo fallo di squadra per il Trissino. E giustamente fanno festa i sostenitori del Breganze, stanno portando a casa una vittoria importantissima per la loro classifica e per il morale della truppa di Diego Mir. Recupera palla Bertinato, 30 secondi alla fine della partita. Ricordiamo già quella che è stata la sequenza dei marcatori. Primo tempo Martinez, Cocco e ancora Martinez per il 3-0 parziale, il rigore di Rubio in avvio di ripresa e poi il gol di Muglia per il definitivo 4-1. 10 secondi alla fine della partita e giustamente fanno festa i tifosi di Breganze perché si portano a casa la vittoria del derby. 4-1 per il Breganze e dunque questa è la 10ª volta che Breganze espugna il Paladante. Noi ci fermiamo qui per qualche secondo, rimanete con noi, scenderemo subito in campo per raccontarvi il dopo partita di questo derby vinto per 4-1 dal Breganze, quindi ci vediamo tra pochissimo in campo. Allora rivolgiamo un saluto alle due squadre che hanno dato vita a questo derby, salutiamo gli ospiti del Breganze e salutiamo i nostri ragazzi dell'Offentrissimo, ricordando che sabato prossimo saremo di nuovo qui al Paladante per la sfida con Forte dei Marmi.
Vediamo se adesso mi sentite. Sì, perfetto, ecco, ci siamo. Allora chiedo già anche a Mattia Cocco di raggiungerci, può venire già qua, è già qua con noi, per cui ci mettiamo qui al centro. Benvenuto Mattia, eccoci qua. Allora io direi di partire, mister, se sei d'accordo, dall'ospite, quindi partiamo da Mattia. Derby è sempre un derby, partita tirata, questa sera però il Breganze ha dato una dimostrazione di forza collettiva sicuramente importante. Sì, noi siamo molto felici della prestazione, perché eravamo in una posizione di classifica abbastanza delicata, anche soprattutto per l'entrata della Coppa Italia, e abbiamo faticato all'inizio del campionato a trovare un po' di compattezza, di amalgama, eravamo molto scostanti. Questa sera e da un paio di partite abbiamo trovato un po' la nostra strada. Sapevamo che a Trissino era molto difficile, è una squadra molto ben organizzata e compatta, piena di ottimi giocatori, quindi noi siamo molto felici della prestazione che siamo riusciti a fare. Stasera hai fatto un gol bellissimo, cioè hai recuperato la pallina, hai avviato il contropiede e sei andato a concluderla. Soddisfazione personale anche per te, che è stata una partita da capitano vero oggi. Sì, sono molto felice, al di là del gol che ci vuole ogni tanto, ma complessivamente della mia prestazione anch'io sto salendo bene come tutta la squadra, e quindi ci auguriamo di continuare così. Qui ti chiedo solo cos'è mancato all'inizio e quanto ampio è ancora il margine di miglioramento che avete. Noi crediamo che abbiamo moltissimo ancora margine di miglioramento. È mancato che eravamo molti giocatori nuovi derivanti da altre società, altre esperienze, e quindi è stato difficile trovare effettivamente solo il metodo di gioco per unificare tutti. Noi abbiamo un ottimo gruppo e quindi abbiamo continuato a lavorare, ora sembra che sia arrivato anche quello e quindi siamo molto felici di questo. Noi ringraziamo Mattia Cocco per essere stato qui con noi, grazie mille. E ora passiamo a Manuel Barceló Pérez, il tecnico del Trissino. Allora, partiamo dalla prestazione di oggi. Si sapeva che col Breganze sarebbe stata dura comunque, perché è una squadra organizzata, forte. Ti chiedo una tua valutazione sulla prestazione dei tuoi ragazzi del Trissino. Che cosa è andato bene e che cosa invece c'è da registrare ancora? Abbiamo una pressione che non è normale nel palazzetto, perché stiamo molto nervosi e non facciamo lo che sappiamo fare quando giochiamo fuori. Questa è una realtà e dobbiamo lavorare per questa tensione che abbiamo, pues, lasciarla nello spogliatoio. Oggi la partita non ha cominciato bene, Il gol a freddo è stata una bella botta, un gol a freddo, una giocata diversa, e questo a dia di oggi nel hockey è più importante per andare per davanti nei risultati. Se si guardano i numeri, mi hai detto giustamente tu, in casa c'è una pressione eccessiva, 4 sconfitte però sono tanti in un girone di andata, bisogna sicuramente invertire questo dato se si vuole poi magari arrivare in posizioni importanti come potevano essere l'obiettivo della Final 8. Bueno, questo è l'obiettivo, ma la realtà a dia di oggi è che facciamo le punti fuori di casa. A casa andiamo più. È una questione di testa, comunque, dicevi. Bueno, non so di testa, non so, mi guardo per me l'opinione, ma la realtà è questa. Dobbiamo lavorare per rompere, non so interrompere questa dinamica negativa a casa. Questa, diciamo, negatività che magari c'è dentro nella testa dei giocatori si vede anche molto sotto porta, perché si arriva tantissime volte vicino alla porta, manca sempre quell'ultimo tocco che magari può essere, come dici tu, derivato da una serenità che manca. Sì, sicuramente è questo, ma il giocatore sempre vuole ficcare la pallina alla porta, ma la realtà oggi o altra volta sapete che facciamo un gol di rigore, no, questa è la realtà che abbiamo. Allora noi ringraziamo Manuel Barceló Pérez, facciamo un grosso in bocca al lupo al Trissino per le prossime partite. Noi saremo di nuovo qui con voi sabato prossimo per la partita col Forte dei Marmi. Vi saluto da parte di Nicola Ciatti ed Erika Lucato, che è stata in cabina di regia con me, per cui l'appuntamento, come dicevamo prima, è per sabato prossimo 20:45 qui al Paladante per la partita tra Hockey Trissino e Forte dei Marmi.